argomenti complessi, ripeto, ma vi assicuro che nel libro sono stati assolutamente semplificati, sono stati resi interessanti da una prosa e da un'argomentazione che si presta a fare molto riflettere e a dare alla fine un grande risultato di verità, di dignità, che nello scoramento totale che vi rimarrà appena avete finito di leggere, lo anticipo, vi darà però la dignità di essere degli italiani informati. E io penso che oggi questo sia un grande risultato nel vuoto ideologico, culturale, politico che è rimasto nella nostra nazione. Io con questo chiudo e sono pronto a rispondere con piacere alle vostre domande. Grazie a Gioacchino Genchi, grazie non soltanto per quello che ci ha detto, io credo molto di più per quello che ha fatto, perché ecco, questo è fondamentale, anche se un po' di, come dire, scoramento. Io sono insegnante, lo vedo, ho di fronte delle generazioni che non credono più alla politica e ne hanno ben donde, no? E la richiesta è appunto quando gli si imputa tutto quello che una volta si chiamava l'arco costituzionale, dal centro-destra al centro-sinistra, nei giovani in particolare nasce questo senso di impotenza, no? A chi facciamo riferimento? Ecco, comunque prima di dare avvio al dibattito io penso che sia il caso magari di raccogliere alcune domande, alcune osservazioni, provocazioni da parte vostra. E parto io con una domanda. Ho visto in un'intervista appunto che ho trovato in rete che mentre stava già scrivendo il libro ha detto che aveva 2 testi alternativi pronti aspettando la sentenza della consulta sul lodo Alfano, per cui se la consulta l'avesse bocciato era pronta la versione A e se la consulta invece l'avesse purtroppo promosso era pronta la versione B. Ecco, allora volevo capire un po' cosa sta dietro questa affermazione. Io le rispondo subito, intanto perché questa è una domanda che già da sola meriterebbe un incontro. È una domanda, devo dirle senza piaggeria, che è la domanda più intelligente che mi poteva essere posta questa sera su tutto il libro e su tutta la mia vita, perché io penso che se ho fatto cose importanti nella mia vita, al di là dei centinaia di ergastoli, di migliaia di anni di carcere che ho contribuito a far dare e delle tantissime persone innocenti che ho contribuito a fare assolvere quando erano irrimediabilmente condannate, e questa è la cosa di cui sono più orgoglioso, ritengo che la cosa più intelligente che ho fatto nella mia vita è dire quelle cose e protestare con altri giovani della rete davanti il palazzo del Quirinale della consulta la sera prima che venisse varato il lodo. Ed è la cosa di cui mi sento più orgoglioso, perché qualcuno sostiene, io non ci credo, ma vi dico quello che qualcuno autorevolissimo sostiene, che se non fossero state dette quelle cose e se non fossero state fatte quelle proteste, probabilmente le sorti del lodo di Alfano sarebbero state diverse. E questo ce l'ha detto anche Berlusconi a porta, in quel momento di outing che ha avuto quando ha attaccato Napolitano. Si è attaccato Napolitano perché gli ha detto che gli accordi non erano questi, che lui avrebbe avuto la possibilità di intervenire sui suoi giudici, su quelli che lui aveva nominato, così come aveva firmato la legge, non ci ha perso tempo a firmarla, non si è avvalsa nemmeno la possibilità di inviarla alle Camere, una legge palesemente incostituzionale. Se fosse intervenuto sui giudici di sua nomina, come Berlusconi era sicuro che facesse, quella legge sarebbe passata. Perché quindi i giudici hanno deciso di no all'ultimo minuto? Secondo me perché hanno avuto paura, come forse ha avuto paura il Quirinale, che è diventato il bersaglio popolare di Antonio Di Pietro, della gente, della rete, perché la rete cominciava a capire che il problema non era più solo Berlusconi, ma che forse in Italia c'era un problema peggiore nel consociativismo che aveva nominato Napolitano. Per carità, io ho grande rispetto dell'istituzione del Presidente della Repubblica,
perché sono un uomo dello Stato. Però io ricordo a me stesso quello che è accaduto nel 1993, quando nella catena di attentati che accompagnano la trattativa tra la mafia e lo Stato, vengono presi di mira due bersagli con due attentati sincroni a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro: San Giovanni a Velabro e San Giorgio. San Giovanni fuori le mura e San Giorgio a Velabro. Vi ricordate? Due chiese, due basiliche romane. Non hanno fatto l'attentato a Santa Maria Maggiore, non l'hanno fatto a San Paolo, non l'hanno fatto a San Pietro, non l'hanno fatto al Colosseo. San Giovanni e San Giorgio. San Paolo peraltro si prestava perché era completamente isolata, era una delle basiliche del Laterano famose, che aveva fatto parte di quella contesa tra lo Stato e la Chiesa, i patti alle Guarentigie. San Giovanni e San Giorgio, i due attentati, le due bombe che scoppiano a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro e che hanno un carattere simbolico, su due nomi, Giovanni e Giorgio. Giovanni era il nome della seconda carica dello Stato, Giovanni Spadolini. Giorgio era il nome della terza carica dello Stato, Giorgio Napolitano, presidente della Camera, che diventa poi ministro dell'Interno e poi presidente della Repubblica. Quegli attacchi, per i quali anche Antonio Di Pietro è stato incriminato al capo dello Stato nell'approssimarsi della decisione sulla consulta, erano un modo per volere dire da parte di chi aveva capito che ormai il problema italiano era una rivendicazione dei valori e dei principi della Carta Costituzionale, perché la base su cui si fonda il diritto e la base su cui si fonda la coscienza di chi opera nel diritto è l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Perché credetemi, per chi come me ha fatto il poliziotto, il consulente, il vero successo che appaga in un'indagine, in un processo, non è la condanna di un colpevole, qualunque, ma la condanna di tutti i colpevoli. Perché se un colpevole paga e gli altri restano impuniti, rimane una grande insoddisfazione. E quando a pagare il colpevole più stupido, più inerme, più indifeso o più insignificante, e a farla franca sono quelli che hanno istigato, che hanno armato, che hanno diretto l'azione criminale, qualunque essa sia, dalla rapina all'omicidio alla strage, l'amarezza dell'investigatore è ancora maggiore. Perché se è vero come è vero che Mills ad esempio è stato condannato per corruzione in atti giudiziari perché è corrotto, la corruzione è un reato a concorso necessario. La corruzione è come il concepimento di un bambino, cioè occorre che vi sia l'uomo e la donna, magari sarà fatta a distanza, sarà fatta artificiale, ma è sempre necessario che vi sia uno spermatozoo e un ovulo perché possa avvenire anche in vitro il concepimento di un bambino. E così la corruzione: se c'è un corrotto, e c'è un corrotto che ha detto una sentenza di primo grado o una di secondo grado, ci deve essere necessariamente un corruttore. E quella sentenza, se la leggiamo bene, oltre a individuare chiaramente il nome del corrotto, individua ancora più chiaramente il nome del corruttore e il perché di quella corruzione. E non è giusto che una persona paghi e vada in carcere per un reato che ha commesso e il suo complice non paghi, non possa nemmeno essere processato e per di più faccia il Presidente del Consiglio dei Ministri. E quindi il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è quel principio che ci consente a noi che abbiamo contribuito a fare dare tanti anni di carcere la sera di andare a casa, dormire tranquillamente, pensare alle persone che stanno pagando in carcere la sofferenza, perché guardate, io ci penso tantissimo, ci penso proprio la sera prima di addormentarmi a come vivono quelli che in questo momento stanno scontando la pena in carcere. Io non ho mai provato un sentimento di crudeltà. Il carcere è un'esigenza indispensabile di una società, perché è l'unico modo di far regolare il contenzioso fra coloro che vengono meno a quei doveri e principi che lo Stato si pone per il vivere sociale e per rieducare chi è in carcere. Non è un momento di vendetta,
è un momento in cui lo Stato chiarisce a se stesso chi è giusto che sia libero e chi non è giusto che rimanga in libertà. Però chi contribuisce a queste indagini, chi contribuisce a fare andare la gente in carcere è tranquillo solo quando ha finito di fare bene il proprio dovere e ha fatto pagare a tutti il conto con la giustizia, non solo ad alcuni, non solo ai più deboli. Io vi dico quello che scrisse il prefetto Mori, Cesare Mori, prefetto che fu mandato da Mussolini in Sicilia per combattere la mafia negli anni '20. Fu mandato con pieni poteri per combattere la mafia. E c'è una ragione perché il fascismo volle combattere la mafia, perché il fascismo dopo l'instaurazione della dittatura fu fortemente contrastato dalla mafia. Il fascismo fu contrastato da 3 poteri: la mafia, la massoneria e la Chiesa.